taglio del nastro per la nuova sede della CNA di Comiso. Sabato mattina, alla presenza dei vertici comunali, provinciali e regionali dell'Associazione di Categoria degli Artigiani, sono stati inaugurati nuovi uffici che si trovano in corso Vittorio Emanuele 455, nei pressi della Fontanella dell'Orologio. Più funzionale, più ampia e spaziosa, più organica e strutturalmente modulata. Una sede che si apre ancora con maggiore attenzione alle piccole e medie imprese presenti sul territorio e che diventa il luogo di rappresentanza degli interessi dell'artigianato. Una sede che sa dimostrare l'attaccamento e il radicamento nel territorio della CNA, pronta ad offrire ai propri associati nuovi servizi con l'auspicio che il difficile momento di crisi possa essere quanto prima superato. A fare gli onori di casa è il presidente della sezione di Comiso Giovanni Calogero con il responsabile organizzativo Giovanni Sallemi. Oggi per quanto riguarda la nuova sede di Comiso sarà posta per tutti gli artigiani e per le piccole e medie imprese della nostra città. Il nostro provinciale, la CNA provinciale, ha voluto investire in questa nuova sede, ha voluto investire nel territorio di Comiso e pertanto nel Lepparino per le nuove situazioni che si stanno svolgendo a Comiso come l'aeroporto. Un momento difficile per le imprese comisane del territorio ebleo in generale, ma la CNA vuole essere vicina agli artigiani ed essere un punto di riferimento per lo sviluppo. Come sappiamo siamo in forte crisi, tutti gli artigiani, tutti gli imprenditori e piccole industrie, ma cerchiamo di tirare avanti come sempre perché siamo fattivi, lavoriamo tutto il giorno, ci siamo immersi anche noi nel lavoro, perciò per questo cerchiamo di tirare avanti. Una situazione che non è tanto bella, però andiamo avanti con forza. Fondamentale sarà a questo proposito il contributo dell'aeroporto che fra qualche mese aprirà i battenti per essere il volano dell'economia della provincia di Ragusa. Speriamo che, come dicono tutti, il 2013 sarà di un buon auspicio per le imprese e per tutti. Certo, l'aeroporto darebbe una grossa mano d'aiuto alle nostre imprese e ai nostri imprenditori. Come ha dichiarato il segretario provinciale Giovanni Brancati, la CNA provinciale ha voluto lanciare un segnale forte alle imprese della città di Comiso e di tutto il comprensorio epparino. I due presidi infatti opereranno in stretta sinergia. Noi fino ad oggi a Comiso siamo stati presenti, ma siamo stati presenti ci siamo appoggiati presso altri uffici. Abbiamo ritenuto, nell'ambito di un progetto di riorganizzazione, di investire su Comiso, perché riteniamo che sia una realtà forte, è già una realtà forte per la nostra associazione, abbiamo più di 300 imprese associate, vogliamo dare servizi sempre migliori, più efficienti, vogliamo dare un'assistenza sindacale di primo livello, vogliamo che questa sede sia la casa delle imprese di Comiso, dove si possa discutere, dove si possono fare proposte, elaborare proposte e dove le imprese possano trovare tutti quei servizi di cui hanno bisogno. È un programma a largo respiro che stiamo facendo che prevede anche la presenza in piccoli comuni. Noi esattamente fra una settimana, sabato prossimo, inaugureremo uno sportello delle imprese a Chiaramonte e Gulfi. Ripeto, è una politica importante che vuole fare sentire la CNA sempre più vicina ai propri associati. Nuovi servizi a disposizione degli artigiani, puntando sulla qualità e la professionalità che contraddistingue da sempre la provincia di Ragusa. Intanto l'assistenza sindacale nei confronti degli interlocutori istituzionali, in primo luogo il Comune, con cui noi abbiamo collaborato, ma con cui naturalmente bisogna fare i conti giorno per giorno. Poi sicuramente i nostri servizi di patronato, i servizi del consorzio di garanzia Fidi, i servizi di formazione per quanto riguarda il nostro ente di formazione Lecip, insomma tutti quei servizi, ambiente, sicurezza, su cui noi ci siamo spesi, ma anche i servizi innovativi e speriamo che anche dall'esperienza comisana possano venire nuove idee in questo senso. C'era anche il presidente regionale della CNA Sicilia Giuseppe Cascone, che ha evidenziato l'importanza della presenza nei vari territori dell'isola dei presidi dell'organizzazione di categoria. Stiamo aprendo le porte al futuro, ha detto il presidente regionale Cascone, ed è indispensabile attrezzarsi con gli strumenti adeguati. La nostra organizzazione, pur in un momento così complicato dal punto di vista economico, ci ha voluto pensare per tempo, investendo in questa nuova struttura. Io penso che questo posto nuovo, che raccoglie poi, come dire, i sentimenti delle imprese, i conforti alle imprese, la Confederazione è pronta ad affrontare qualsiasi problema tecnico ed economico. Ci voleva questa struttura a Comiso, anche perché Comiso è una città importante, una città che
fra non molto sarà il punto di riferimento della provincia regionale, in cui ci saranno tanti di quei movimenti economici con l'apertura dell'aeroporto di Comiso che non sono indifferenti. L'unica opportunità di infrastrutture che la nostra provincia negli ultimi 50 anni definisce in un modo positivo. Io credo che sia un'opportunità che la Confederazione, accanto a questa struttura, accanto a quelle che sono le eccellenze di questa città, che sono e lo dimostrano tutti i giorni, ancora a continuare a mantenere aperte le proprie aziende in un momento di grande sconforto economico. Presenti anche altri dirigenti ed esponenti della CNA Imblea, che hanno voluto così porre l'accento sull'importanza che la sede in questione è destinata a rivestire, anche in un'ottica strategica di sviluppo dell'intero comprensorio, considerate le potenzialità intrinseche che Comiso sarà chiamata ad esprimere. Anche il presidente provinciale Massari ha toccato il tasto della forte vivacità imprenditoriale che caratterizza il territorio comisano ed è essenziale, ha aggiunto Massari, riuscire a intercettarla ancora meglio, come sono sicuro che accadrà con l'avvio dell'attività della nuova sede. Comiso è una realtà intanto importantissima, no? Voi sapete che gli artigiani di Comiso hanno una maestria che è riconosciuta in tutta la Sicilia e anche fuori dalla Sicilia, quindi è importante investire a Comiso con una struttura, avete visto, di grande livello, perché vogliamo dare anche questo segnale in un momento di crisi, in un momento in cui le imprese hanno difficoltà. La CNA deve essere come al solito un faro e quindi vogliamo dare intanto un segnale di ottimismo, ma anche un segnale di continuità. La CNA si appresta a dare un servizio di alto livello agli artigiani di Comiso, ma non solo di Comiso. Noi abbiamo fatto anche sinergia con la CNA di Vittoria, quindi questa realtà che è attaccata a due realtà importanti vicine che lavoreranno all'unisono, quindi avremo, diciamo, due realtà in una e Comiso, insomma, si appresta a dare dei servizi di alto livello come meritano gli artigiani di Comiso. Anche Massari, così come il presidente Calogero, ha puntato l'attenzione sull'aeroporto e su tutte le infrastrutture che dovranno nascere a supporto dello scalo e per offrire i servizi adeguati alle migliaia di turisti che decideranno di visitare la provincia di Ragusa. Insomma, ormai siamo in dirittura d'arrivo, però raccomando a tutti, non entusiasmiamoci oltre i limiti, no? Perché l'aeroporto aprirà senz'altro, però dipenderà da noi poi invece tenerlo aperto, perché vedete, aprirlo in un primo momento è facile, ma se non riusciremo a veicolare passeggeri, se non riusciremo ad accogliere soprattutto i turisti, noi rischiamo il flop. Quindi raccomando a tutti, piedi per terra, e cerchiamo di lavorare perché questo aeroporto diventi veramente il volano non solo per Comiso, sicuramente per Comiso, ma per tutto il resto della provincia, perché veramente è un modo per arrivare nel mondo, perché vedete, non abbiamo autostrade, non abbiamo strade, non abbiamo ferrovia, ma con 2 chilometri di pista veramente possiamo raggiungere tutta l'Europa, se non tutto il mondo, e quindi è di buon auspicio. La CNA si radica sempre di più sul territorio. A Comiso tutti gli artigiani potranno trovare una valida assistenza e una consulenza per le loro imprese nella nuova sede di Corso Vittorio Emanuele 455. L'obiettivo dell'organizzazione è di guardare con ottimismo al futuro per farsi trovare pronti in vista dell'apertura dell'aeroporto di Comiso, motore pulsante della rinascita ragusana.